Abbiamo riflettuto durante il percorso del PON, no al bullismo sì all'amicizia, sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, fenomeno purtroppo dilagante nella società in cui viviamo, società che viene vissuta dai nostri ragazzi e molto spesso è teatro di atteggiamenti e comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti dei propri coetanei. Ecco, chiederci qual è la causa, qual è il motivo che spinge i ragazzi ad essere così violenti contro gli altri. Interrogare gli adulti, il mondo adulto, chiedersi quali stili educativi abbiamo messo in pratica per la formazione del carattere e della personalità dei nostri figli. Aprire con loro un canale di comunicazione affinché loro possano liberamente parlare con il mondo adulto, pensare che l'adulto non è un loro nemico, ma può essere un valido aiuto, un confessore, colui con cui poter dialogare, raccontare le proprie paure e le proprie emozioni, ma più che altro alla base del bullismo ci sono due figure, il bullo, il prevaricatore e la vittima. Aiutare sì la vittima, aiutare, sostenerla, coinvolgerla, ma non possiamo far passare il bullo come il mostro della scuola, aiutarlo a superare le proprie fragilità. Questi sono stati gli obiettivi del PON, del percorso PON, no al bullismo, sì all'amicizia, che ha visto coinvolto tutto il mondo della scuola, a partire dal dirigente scolastico, dottoressa Agata Pappalardo, sempre presente a scuola e sempre attenta alle problematiche dei nostri ragazzi, il personale ATA, i genitori, il territorio, i docenti e i ragazzi, tutti insieme in un percorso che ci ha visto protagonisti e questo ci ha dato la possibilità di mettere in atto strategie educative e didattiche attraverso delle attività in cui i ragazzi hanno sviluppato lo spirito di collaborazione, il rispetto per l'altro, la gestione delle proprie emozioni, delle proprie paure, il rafforzamento della propria autostima. Un percorso che abbiamo cominciato insieme, abbiamo sperimentato insieme, avvolgendoci in un abbraccio che è stato sicuramente reale e non virtuale, per il raggiungimento di quelle competenze educative, sociali, civiche, di quella bella cittadinanza dove alla base ci sono quei veri principi morali che fanno i ragazzi di oggi e gli uomini del domani.